Eccoci rientrati in studio, ultima parte della nostra trasmissione, che questa sera ma dedichiamo a questo nuovo fenomeno. Se è nuovo, no, ha cambiato nome, ma insomma è un fenomeno che si sta ripetendo da tempo, che è positivo. Ricordiamo che cose di questo genere in altri tempi, visto che all'inizio della trasmissione abbiamo parlato di Piazza Fontana purtroppo, che un plebiscito così importante sarebbe probabilmente stato considerato una situazione pericolosa, perché a quell'epoca naturalmente il mondo si vedeva in un'altra maniera ed eravamo in piena guerra fredda. Adesso invece è giusto che i ragazzi, ma non solo gli ragazzi, ma anche gli adulti, possano manifestare una loro tendenza, qualunque essa sia, e che la politica tenga conto di questo. E in tal senso direi che partiamo dai nostri ospiti. certo. Eccomi qua, ho dovuto assentarmi, un piccolo problema al microfono, la regia ha detto ti abbiamo perso. Ci abbiamo ritrovato. Adesso che mi hanno ritrovato possiamo i nostri ospiti, se vuoi presentare. Certo, sono tre giovani, abbiamo Jacopo Biasin, buonasera. Salve, buonasera Biasin a tutti. è un sociologo che ha seguito in prima persona proprio alcune manifestazioni delle sardine. Buonasera a Giacomo Cusumano, buonasera del Movimento 5 Stelle, e buonasera a Pier Giovanni Sorato. Buonasera Sorato, lei è commissario veneto dei giovani della Lega. Bene, allora con voi tre cercheremo un po' di capire, anche voi che siete giovani, come vedete questo movimento. Io direi che potremmo partire subito con un contributo. Sì. Facciamo sentire un po' che cosa, come dire, una valutazione, una considerazione che ha fatto Romano Prodi. Sì, un vecchio politico che ormai ha fatto la storia della politica italiana in tempi della Seconda Repubblica, e quindi sentiamo il suo parere illuminato su quanto sta succedendo. Stamattina mi sono alzato. Romano Prodi, alla pesca delle sardine. Ciao, stamattina mi sono alzato. Il movimento delle sardine, questo movimento come lo giudichi, come lo valuti e che sbocco potrebbe avere? Quello che io penso è che questo movimento aiuterà soprattutto i giovani, ma tutti gli italiani, a riflettere. Soprattutto dobbiamo lasciarli fare. Con le sardine il problema è che questi non possono e non debbono essere colonizzati da nessuno. In questo momento le ultime, chiamiamo ribellioni, gli ultimi cambiamenti, le ultime, se volete usare la parola vecchia, rivoluzioni, sono tutte fatte senza un leader. Noi eravamo abituati, no? Il leader del 68, il leader delle grandi rivoluzioni, Capanne in Italia, con vendette in Francia, Germania, eccetera. Le tensioni popolari degli ultimi tempi, Hong Kong, Libano, Cile, i gilet gialli in Francia, sono tutti senza un capo. Politicamente è difficile dire se possono sboccare in qualcosa, ma certamente cambiano il modo di riflettere di un paese. Cambia il modo di riflettere di un paese? O forse, inconsapevole, assiste alla propria rottamazione? Ecco, questo è un quesito, visto che è un vetero politico, potrà in qualche maniera capire questo movimento? Allora, iniziamo da Jacopo Biasin che ha seguito da vicino la manifestazione, quella di Piazza delle Erbe. Certo. Ma diciamo che per quella che è stata la mia esperienza, io appunto ho fatto qualche intervista ai manifestanti, ho visto una piazza molto plurale, eterogenea sia per età che per anche vita vissuta. A dire il vero, è una narrazione un po' falsa, secondo me, quella di dire che
è un'esperienza esclusivamente giovane, perché se è vero che è partita dai 4 giovani dell'Emilia Romagna, poi in piazza alla fine abbiamo trovato anche famiglie con mamme e papà con i figli in braccio, e anche persone un po' più, diciamo, avanti con gli anni, che hanno raccontato anche la loro esperienza. E io penso che sia anche un falso problema quello di porsi la questione dove può andare questo movimento, nel senso che i movimenti di solito per definizione hanno una vita breve e tendono ad esaurirsi. Il tema è più che altro se questo movimento nell'arco della sua durata, del suo sviluppo, che deve essere necessariamente breve, può produrre o meno un cambiamento, o se riesce a attivare presso, diciamo, i partiti tradizionali, verso la politica tradizionale, appunto delle azioni di cambiamento. Ecco, ma c'è una sorta, come dire, di delusione, di avversione nei confronti dei partiti tradizionali? Beh, sicuramente già il fatto di andare in piazza e quindi trovarsi in un ambiente non organizzato, in un contesto non strutturato, significa che probabilmente le organizzazioni, non solo i partiti, ma secondo me anche i sindacati, in genere tutti i corpi intermedi, evidentemente non sono più in grado di dare una risposta, quantomeno immediata, alle esigenze a queste esigenze, insomma, che stanno portando nelle piazze e nei centri dei paesi. Cusumano, è un nuovo Movimento 5 Stelle questo? Sì, ha fatto secondo me proprio la domanda giusta, perché effettivamente, seguendo la storia delle sardine, vedendo come sono partiti, partono da una protesta, sicuramente, più da una protesta, da una richiesta, okay, che è quella che loro appunto dicono obiettivamente: vogliamo che ci sia una politica meno di slogan, più di contenuti, e quindi è una critica alla politica intera in un certo senso. Le piazze, noi del 5 Stelle le abbiamo riempite tante, proprio tante. A Padova le abbiamo riempite con gli stessi numeri, con Beppe Grillo, sempre sulle 7-8 mila persone, adesso non ricordo bene, e di fatto mi sono un po' rivisto 5, 6, 7 anni fa con il movimento, quando c'era questa fase di forte protesta. Noi chiedevamo un Parlamento pulito, un Parlamento senza condannati sostanzialmente, quindi che non ci fossero condannati in via definitiva all'interno del Parlamento, quindi questo era il nostro obiettivo, ed era una richiesta che noi facevamo appunto alla politica, e abbiamo raccolto appunto, adesso non mi ricordo quante firme, comunque tantissime firme in pochissimo tempo. In un giorno, in un V-Day, abbiamo raccolto tutte le firme necessarie appunto per far sì che ci fosse una richiesta da parte del popolo di discussione, però poi sappiamo benissimo che in Italia la rappresentanza politica vale di più di quello che è magari un gruppo di persone che fa una richiesta, e quindi avendo una politica rappresentativa è stato messo nel cassetto, diciamo, questa richiesta, e allora abbiamo detto bene, allora proviamo a scendere veramente noi, allora a candidarci, a strutturarci. Poi c'era Beppe Grillo che comunque strutturava la cosa. Un leader ce l'avevate? Un leader molto carismatico, perché sicuramente il suo carisma era il suo punto forte e lo è ancora, e ha lanciato questo messaggio in maniera molto potente, e ancora oggi noi crediamo in questa battaglia e vogliamo portarla avanti. E vedendo questi ragazzi mi è venuto in mente quando ho fatto io la manifestazione col popolo viola contro Berlusconi, e sono andato in piazza, sono andato a Roma, avevamo gli striscioni viola, siamo andati, non mi ricordo neanche l'anno precisamente, però parecchi anni fa, mi pare oltre 10 anni fa, ed non era una piazza che voleva diventare partito, che voleva diventare un qualcosa che potesse dare una risposta a una mancanza, a un buco politico nazionale. Era semplicemente una richiesta forte di: Berlusconi, vai a casa, perché comunque hai le tue problematiche, i tuoi conflitti di interessi. Non so se per le sardine sia la stessa cosa, perché vedo in loro un piccolo leader ancora, piccolo, e dopo che lo si sta sentiremo. Vedremo. Dopo lo sentiamo. Da Sorato levo un commento, anche perché queste sardine sono scese in piazza proprio, come dire, per manifestare espressamente contro Salvini. Sì, di per sé è questo un punto di domanda abbastanza particolare e importante, perché effettivamente scendere in piazza e protestare contro un movimento politico ci sta, nel senso che siamo in libera opinione e quindi ognuno la può pensare come vuole, però
continuare a protestare contro un movimento che in questo momento sì, ha fatto parte del governo fino ad agosto, però da agosto a oggi, e oggi con il 14 novembre nasce questo movimento delle sardine contro il movimento politico della Lega, perché è un movimento politico scomodo, un movimento politico che parla al popolo, è una cosa un po' particolare. Sicuramente quello che è positivo delle sardine è che sono riusciti a stimolare nuovamente l'interesse nei giovani, purtroppo dalla parte sbagliata dal mio punto di vista, perché sono movimenti che dovrebbero rimanere apolitici, ma se nasci contro un partito politico ovviamente politicamente alla fine dopo ti vai anche a schierare, e bisognerà in qualche maniera comunque sicuramente riuscire a far ragionare in maniera diversa questi ragazzi. Voglio dire, mi permetto una piccola battuta, il 5 Stelle nel 2009 erano nati protestando contro quello che era l'attuale governo in maggioranza di centrosinistra, quindi portato avanti dal PD, e adesso ci governano assieme. Chissà mai che fra qualche anno le sardine si accorgono che effettivamente stavano sbagliando e verranno a governare con noi, visto che comunque il trend di crescita della Lega è quello. Quando saremo al governo ci chiederanno anche di venire a confrontarci e portare qualcosa a noi. Ecco. Bene, adesso diamo un altro contributo, soprattutto per i nostri telespettatori, che è un po' una chicca, sull'affermaziona di Prodi in quanto all'origine del canto che viene utilizzato dalle sardine, e quindi Bella Ciao. Prodi ci dà una interpretazione, noi abbiamo cercato di ricostruire la storia di questo canto molto famoso e molto diffuso peraltro in tutto il mondo, e abbiamo scoperto quello che adesso faremo vedere ai nostri telespettatori. Partiamo col contributo. Le origini zingare di Bella Ciao. Bella Ciao è stranamente, guardate, è una cosa stranissima, è un canto nato e cresciuto italiano che si sta spargendo in tutto il mondo. Perché? Prima la musica è bella, secondo richiama le due parole italiane che sono più celebri in tutto il mondo, ciao e bella, e quindi è Bella Ciao. Bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti Divenuto il canto italiano delle mondine. duro lavoro mi tocca fare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone, e noi pure a lavorare. Ed ogni ora che qui passiamo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ed ogni ora che qui passiamo, noi perdiamo la gioventù. Ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Quello di realizzare un futuro migliore per il nostro Paese, anche e soprattutto chiedendo un modello di politica diverso, non più urlata ed aggressiva, ma gentile e consapevole. Normalmente ho un mio schieramento personale, che però potrebbe anche cambiare se ci fossero delle cose importanti, innovative, però in questo momento direi che siamo un po' nel guado. Cosa mi ha portato? Il fatto che volevo far sentire anche le persone che non hanno voce, in realtà, che non fanno rumore, hanno una voce, e che io non ci sentiamo, io considero come mia famiglia, rappresentati. E infine pensa che questa piazza, queste manifestazioni in parte siano anche in contrapposizione a una politica tradizionale, a dei partiti che probabilmente non riescono più a leggere la realtà come magari poteva essere una volta? Sicuramente, cioè, non c'è contro una persona, c'è contro l'idea o contro il modo di fare politica che c'è adesso. La politica è un servizio, non un privilegio. La politica è un servizio, non un privilegio. Allora,
Allora, ecco, teniamo a precisare anche per i telespettatori che le ultime 2 interviste fanno parte di un video realizzato proprio dal nostro ospite Jacopo Biasin. Allora, ecco, sì, allora c'era la curiosità... Cortesemente chiediamo di metterci, se farai delle altre cose, volentieri te le mettiamo in onda, eventualmente. Grazie. Ecco, questo sicuramente. Ecco, ma allora la cosa anche curiosa è il fatto che questa origine della canzone Bella Ciao non è di origine come la immaginiamo, abbiamo imparato come ce l'ha raccontata anche Romano Prodi, ma nella realtà dei fatti è una canzone che sembra sia di origine dalmata o istriana o comunque dell'est e che poi è diventata il canto... Peraltro una canzone degli Zingari. Certo, certo. E che poi è diventata anche la canzone delle Mondine e che è stata anche la canzone, diciamo, dei partigiani. Quindi ecco, questo giusto anche per informare i telespettatori, magari se ci si dà un'occhiata si riescono a trovare le tracce di questo brano. Ma invece, tornando al discorso delle sardine, abbiamo visto giustamente, come diceva Biasin, che non sono tutti ragazzi, c'è anche gente più adulta. Però il punto interrogativo è come fa a nascere un movimento così, che riesce a mettere nel giro di un mese e mezzo, portare in piazza 6.000, 10.000, domani appunto a Roma c'è il grande raduno, se ne aspettano 100.000, come si fa a farlo nascere così spontaneamente? Non viene il sospetto che forse ci sia qualcosa dietro che si muove? Ma io non credo che ci sia qualcosa dietro, o meglio, almeno per il momento non abbiamo le prove, quindi eventualmente è solo una supposizione. Teniamo conto che rispetto a qualche anno fa, ora anche la strumentazione tecnologica e digitale consente una viralità del messaggio che probabilmente fino a qualche anno fa non si aveva, per cui basta caricare diciamo, un post o qualcosa su Facebook e più in generale sui social e immediatamente può diffondersi con una rete capillare molto, molto rapidamente e appunto interessare più persone. Probabilmente non è che ci sia qualcosa dietro, probabilmente qualcuno casomai ha provato a mettere un cappello, perché se noi guardiamo la genesi di questo movimento sappiamo che nasce a Bologna in opposizione appunto al tour emiliano che faceva Salvini e poi è iniziato a diffondersi anche fuori. Io ci vedo più che qualcosa dietro appunto il tentativo magari da parte di altri partiti avversari del partito della Lega e di Matteo Salvini, il tentativo appunto di trovare una spalla o un partner più attrattivo, più forte, più spigliato, con magari anche un volto, come dire, un po' più pulito su cui affiancarsi e su cui diciamo mettersi in linea per provare a battagliare. Io ci vedo più questo sinceramente più che diciamo macchinazioni o qualcosa dietro, insomma, ecco. Una banale strumentalizzazione da parte appunto dei partiti che magari presi singolarmente non riescono più a mobilitare appunto le piazze. Certo, certo. Allora adesso abbiamo un break pubblicitario, ci fermiamo un attimo, torniamo, poi sentiremo la voce diciamo di quello che è poi il rappresentante comunque di questo movimento, perché il leader non c'è, però di fatto... Il rappresentante non si può dire perché non rappresenta nessuno, se rappresenta se stesso in questo momento nessuno lo ha votato, quindi non rappresenta, c'è un'adesione di base che lascia stupiti e quindi in questo senso andiamo ad analizzare qual è il meccanismo che ha scatenato questo afflusso spontaneo, perché chiaramente è un effetto di rete, è un aspetto virale, ma se la gente è uscita di casa apposta di sera per fare qualche cosa c'è una motivazione, cerchiamo di capirla, questo non solo lo facciamo noi cerchiamo di farlo per i nostri telespettatori e farci le domande, ma anche per la politica. Evidentemente oggi sempre di più le liste civiche sormontano quelli che sono gli apparati del partito. Cosa vuol dire? Non c'è più la comunicazione, ripeto quello che ho detto precedentemente nell'altra fase della trasmissione, abbiamo visto che in Gran Bretagna sono presentati 2
partiti tradizionali e hanno ricevuto, uno di questi ha avuto un grande suffragio, l'altro no, evidentemente gli inglesi hanno percepito un messaggio che a noi sfugge, perché non riusciamo a capire cos'è la Brexit, ma evidentemente chi sta in quel paese ha una percezione della realtà chiaramente diversa dalla nostra, non è detto che sia quella giusta, però le cose stanno così. Lì ancora i partiti sono rappresentativi di qualche cosa. Una delle cose che credo che in Inghilterra ci sia è parlare meno e fare di più. Io seguo tutte le diciamo, trasmissioni da Rai 24 a tutte le altre, è un dibattito continuo sul nulla e alla fine della trasmissione ci bisogna domandarsi che cosa ha detto e perché l'ha detto e cosa risolverà questo problema. E mi rendo conto che a volte ci sono degli interlocutori che uno parla contro l'altro, ma alla fine, chiusa la trasmissione, non succederà assolutamente nulla. Andiamo in pubblicità e poi riprendiamo.